Nicolò Seveljevic, capitano della Pallavolo Padova, Under 17, sconfitta 3-1 in finale regionale di Under 17 appunto, sconfitta che non preclude comunque il vostro passaggio alle finali nazionali. Nicolò, che partita è stata intanto? Beh, è stata una partita su due fronti, siamo riusciti a partire bene, eravamo molto carichi, era quello che volevamo, era la partita che aspettavamo da un anno. Poi però, come il nostro allenatore aveva giustamente detto anche in precedenza, durante queste finali la ricezione e la battuta sono due fondamentali che non si possono sbagliare. Noi siamo calati subito in ricezione e da lì di conseguenza l'attacco non ha funzionato e loro sono stati più continui di noi, mentre noi non siamo riusciti a imporre il nostro gioco. Quindi la differenza ha fatto la battuta e ricezione secondo te oggi? Diciamo che la battuta e la ricezione hanno influenzato molto il resto del gioco. Anche a Muro comunque Treviso vi ha dato parecchio filo da torcere. Sì, a Muro di conseguenza erano sempre ben posizionati, non siamo riusciti a trovare i varchi. Ok, adesso appunto l'avventura delle finali nazionali. Che avventura sarà per voi della Pallavolo Padova? Beh, sicuramente è un'avventura che viviamo per la seconda volta con lo stesso gruppo e sicuramente vogliamo riscattare la brutta posizione che abbiamo avuto l'anno scorso, perché sappiamo che abbiamo le possibilità e dobbiamo migliorare in partite come queste, sono occasioni che non possiamo più sbagliare. Allora comunque complimenti per oggi e in bocca al lupo per le finali nazionali. Grazie.